Si è tinta di giallo la piccola filanda delle fiere di Santa Lucia di Piave, protagonisti produttori di Campagna Amica, la rete di mercati a chilometri zero di Coldiretti Treviso. Qui si respira veramente l'aria e quello che Coldiretti è oggi a Treviso e non solo. Abbiamo una rappresentanza molto fornita di nostri produttori di Campagna Amica che nelle varie tipologie presentano la materia prima, ma non solo fine a se stessa, ma bensì lavorata con tutto quel valore aggiunto oggi che il consumatore vuole. 3 giornate ricche di espressioni del territorio come vini, olio, miele e prodotti orticoli. Un successo anche per i laboratori e le attività di semi-insegni, momenti ludici destinati ai più piccoli. 15 in totale i cooking show che hanno visto l'alternarsi dei cuochi contadini della provincia. Abbiamo gli agri-chef che si esibiscono con dei piatti della tradizione anche innovati, perché oggi gli agri-chef competono tranquillamente con i chef blasonati, stellati e non solo, perché oggi c'è una ricerca, anche una passione e una professionalità che è ad alti livelli. Come Coldiretti facciamo fare dei corsi specifici appunto per diventare agri-chef e qui appunto in questo show cooking riescono a esprimere tutto quello che è la loro esperienza, le loro capacità, le materie prime che producono nelle loro aziende. E perciò è un passaggio importante che avvicina anche il consumatore. Fondamentale inoltre la raccolta firme avanzata da Coldiretti Treviso in tutti i mercati, obiettivo dire no alla carne sintetica. Nessuno può dare alcuna garanzia, penso che questo debba essere assolutamente il punto di partenza, come l'abbiamo detto con gli OGM qualche anno fa, quando qualcuno sosteneva che gli OGM sarebbero state la soluzione alla fine di tutti i mali. La verità è che metà mondo scientifico diceva e dice che gli OGM sono innocui e l'altra metà dice che sono dannosi. Non ultimo il convegno che ha dato voce a tutti gli attori del fenomeno prosecco, produttori, trasformatori e imbottigliatori. Sì, abbiamo pensato a una tavola rotonda sul prosecco, essendo anche in un'area di produzione molto importante. Un bel confronto per capire quelle che sono le dinamiche attuali e quelle che potranno essere in futuro, cercando di dare di nuovi spunti, nuovi anche suggerimenti, in modo che si crei una filiera sempre più forte e più solida, ma soprattutto che sia coesa e che tutti remino dalla stessa parte.